Il museo dei costumi più belli di Sicilia, è così che noi chiamiamo il nostro carnevale. Siamo orgogliosi di questo nostro carnevale dove portiamo avanti sul circuito, vedete questi costumi che sono splendidi, sono quelli delle passate edizioni, alcuni, e coloro che lo indossano chiaramente portano con orgoglio, io dico sono gli attori che su un palcoscenico stradale rappresentano una tematica, per cui ogni costume fa parte di quel tema. Ogni tipologia di costume ha delle bellezze particolari e si riconoscono anche dal nome. Questo per esempio è stato un costume che ha vinto il premio come miglior costume donna. Ci sono le associazioni che preparano carri, che sono carri scenografici, che accompagnano i costumi. E vedi, c'è non solo l'attrice, dico io, la indossatrice che ha vestito questo costume, ma anche a rappresentare proprio il carretto, le sponde del carretto, anche lavorati come tu vedi in un modo molto bello, perché qui c'è il lavoro sartoria, di scenografi e di tanti artigiani. Il nostro è un carnevale che abbiamo esportato, siamo sempre cercati di andare in altri comuni, fuori dall'Italia, e hanno sempre apprezzato il nostro carnevale, che è particolare. Le sarte che lavorano, cioè le artigiane, ma ci sono i lavori fatti in famiglia. Certamente per preparare un costume di questo qua ci vuole un bel pezzo di lavoro e anche un costo che viene assorbito nel bilancio della famiglia. Una volta c'erano 4 partecipanti della stessa famiglia che percorrevano il percorso a Mister Bianco. Sono strutture leggere ma strutture molto pesanti e a volte ci sono costumi struttura e hanno bisogno anche delle ruote per andare avanti. Che ci sono persone che sfilano da oltre 10 anni, i giovani sono la linfa del futuro e quindi ce ne sono di giovani che impressionano per l'amore che mettono nel carnevale. Speriamo sempre in bene.